Mister, le sue parole sono state di ottimismo nei confronti di questa nuova formazione, questi nuovi giocatori che arriveranno. Ecco, lei ha detto che bisogna credere, allontanare chi ancora è pessimista e vede ottimo il futuro dell'Agragas. Io penso che bisogna creare entusiasmo, perché oggi la società ha dimostrato ancora una volta che ha rilanciato, perché ci davano già per spacciati. Noi invece, finché almeno sto io qua, lottiamo fino alla fine, perché abbiamo un obiettivo davanti e salvare la categoria. E con questi acquisti che abbiamo fatto a Milano io penso che sono tutti ragazzi motivati, tutti giocatori che hanno un passato e che hanno voglia di rimettersi in gioco. Io non sto qui a citare Zibert perché è un giocatore che già conoscete, ma Pastore è un giocatore che l'anno scorso a Francavilla ha fatto molto bene ed era ambito dal Carpi in Serie B, che lo voleva portarselo l'allenatore suo, stava ad Alessandria. Camarà è un nazionale, Damarco è un giocatore di prospettiva importante che ha fatto molto bene a Matera. Sono tutti Raucci viene dal Bisceglie, un ragazzo del 97 che comunque alla fine lo volevano diverse squadre, è già a 3 anni di campionati di Lega Pro, anche se ha giocato poco, però è un giocatore molto seguito. Io penso che abbiamo preso gente motivata, abbiamo preso Sanseverino che è un giocatore importante, quindi chi magari vuole screditare e continua a fare del disfattismo non ci interessa. Noi dobbiamo, io dai ragazzi ho detto nello spogliatoio, dobbiamo tapparci le orecchie, pedalare e sudare la maglia con grande umiltà, perché ognuno di noi ci sta giocando qualcosa di importante. Buono capitano. Buono capitano e Andrea Scrugli vice capitano. Buono, io lo ringrazio perché ha avuto richieste importanti anche di categoria superiore, è rimasto fino alla fine, mi ha dato fiducia perché è un ragazzo che abbiamo creato un bel rapporto, ma come Scrugli, come Pisani, come Bramati, come Moreo, tutti i giocatori che sono rimasti qua con delle motivazioni importanti, quindi ognuno di noi da adesso in poi si gioca qualcosa di importante professionalmente. Come valuta la partita di domani tecnicamente? La prima partita che fai dopo il mercato è sempre un punto interrogativo, sicuramente venderemo gara alla pelle e cercheremo di portare in campo quello che in questi giorni abbiamo assimilato, però noto un certo entusiasmo, noto un entusiasmo anche con la gente, cerchiamo di creare questo binomio insieme alla società, con i tifosi. Se la società riesce a fare un ulteriore sacrificio, a farci venire a giocare qua, riusciamo a rigiocare qua, io penso che saremo duri a morire. Io ero convinto prima di cambiare il 50%, perché chi viene qua, chi sta qua e non ha motivazioni, per me può andare via tranquillamente. Assemblare, io l'ho detto prima, chi sa giocare a calcio fa in fretta a capire che cosa vuole l'allenatore. Io voglio un calcio propositivo, un calcio fatto di umiltà, di abnegazione, di sacrificio. Se loro riescono a capire questo, e sicuramente lo capiranno, perché sono venuti qua giocatori che stavano chi in Serie B ad Avellino, anche se non giocava poco, ma sta in Serie B, chi stava ad Alessandria e fino a poco tempo fa giocava titolare, Sanseverino ha bisogno di rimettersi in moto, l'anno scorso ha fatto un buon campionato a Messina, tutti gente che comunque ha delle motivazioni, quindi prima facciamo meglio